Dal 1 settembre al 10 ottobre sono saliti di 203 unità i nuovi casi positivi registrati dall'ULSS 4 Veneto Orientale. Si è passati da una media di 3 casi giornalieri positivi al Covid agli 8 dell'ultima settimana. In questo momento abbiamo 75 soggetti positivi nel nostro territorio, praticamente quasi tutti asintomatici. Non abbiamo riscontrato decessi nell'ultimo mese e contestualmente abbiamo anche 224 soggetti in isolamento o perché soggetti positivi o contatti stretti di positivi. Sono attualmente 18 i ricoverati nel reparto malattie infettive al Covid Hospital di Jesolo. Abbiamo riaperto quindi il reparto Covid all'ospedale di Jesolo, è il reparto di malattie infettive, non abbiamo nessun paziente in terapia intensiva se non una persona ma a San Donà di Piave. Abbiamo attualmente 18 persone di cui però 3 sono in dismissione quest'oggi. La situazione, diciamo così, quindi è tranquilla nel nostro territorio, stiamo facendo molti screening nelle scuole. Scuole che restano il fronte caldo con l'intervento della Task Force di prevenzione munita di tamponi rapidi da usare nelle classi, in cui si rileva l'aumento dei contagiati nella classe dell'Istituto Scarpa Mattei di San Donà di Piave, dove il contagio da 5 studenti ora si è ampliato a 12 ragazzi e un insegnante. Infine l'attività di monitoraggio con i tamponi in via preventiva negli ospedali di San Donà e Portogruaro, eseguiti su tutti i 274 ricoverati, dove non è emerso nessun contagio. Tamponi rapidi che hanno permesso anche di aprire le porte dell'RSA ai familiari degli ospiti, da oggi in 3 strutture, misura che verrà però estesa anche perché al momento non sono stati riscontrati contagi in RSA. Un contagio invece il bilancio delle strutture diurne per disabili a Jesolo, ma tutti gli altri ospiti sottoposti a tampone risultati negativi. Il direttore ha anche invitato medici e pediatri ad aderire alla possibilità di effettuare il tampone in ambulatorio, al momento abbracciata solo dal 9% dei medici e un pediatra.